C'è un amore che nasce fra discorsi e preghiere, due cuori a brindare il primo incontro, a sfogare appassionati. Sono azzurri i nostri sogni, invidiati anche dal cielo. Quanti brividi in momenti, solo noi annegati nelle passioni. Siamo noi, fatti d'amore per i suoi incanti. L'universo capirà eternamente io e te. Quando il buio dei tuoi occhi fa la luce di un sole, c'è un mondo di poesia, c'è un po' di fantasia che sospira fra di noi. È come due bambini che potremmo fare per un giorno meritare la dolcezza di un amore, i suoi sogni, il suo colore. Siamo noi, fatti d'amore e dai suoi incanti. L'universo capirà eternamente io e te. Siamo noi, l'universo capirà eternamente io e te. Io e te. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
O Edgar Marostica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história. Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite. Quantas pizzas sotto i piedi e voi a debalar, mia, vero? Quanto tempo che non si balla! Buonasera, buonasera, che piacere, che allegrezza, che gusto d'arrivare a casa vostra col nostro filò italiano. Edgar Locatelli Marostica e la nostra equipe. Siamo qua in cantina, siamo a casa, qua è caldo, vedi? Sto tranquillo, perché... L'è caldo qua in cantina, che abbiamo il fogone intaccato qua che valendo burei di mezzo metro, mais o meno, no? Allora siamo de Serafina Correa, capital nazionale del Italiano, terra di gente buona, lavoratori che si tira avanti, un piccolo paesello di intorno a 15-16 mila abitanti. E mi sono una persona che mi piace gran tanto parlare e mantenere il nostro italiano. Sì, desde quando sono nascesto, credo che la prima pianista sia stata in italiano. Go ciucciare mia mamma in italiano, ecco, e go imparare il portoghese quando che go cominciai ad andare a scuola, con tanta paura, ecco, con vergogna, madonna, quanta vergogna, vero? Ma siamo qua, siamo grandi, siamo forti, che abbiamo orgoglio, che abbiamo passione da essere chi che siamo e far quel che famo, questo che è importante, non si fermiamo mai, è il nostro italiano sempre in evidenza, sempre in su, lo abbiamo sempre mantenuto nei momenti che mi chiamava di coloni grossi, de baúchi, de ciò, ma per parlare in coloni grossi e grossi del bom. Vocês tinham razão, mas eu acredito que muitas pessoas, neste momento, lembram de ser chamadas ou de querer ofender ou o bullying, né? Mas que mudou demais. E eu estou me dando conta neste momento que virou o que era chacota, o que era bullying, se tornou realidade. Colono grosso, mas não grosso de ser grosso de gaúcho grosso, ou de ser arrogante, mas grosso de forte, grosso de pien de soldi, grosso de produzir, grosso de fartura. Eu acho que estavam certos. Né? Faz tanto tempo que não se ouve isso, mas muito tempo que não se ouve alguém ofender um colono, chamá-lo de grosso, né? Então, parou isso, graças a Deus. Mas eu estou vendo que realmente lá atrás tinham razão, né? E Coloni é próprio forte, e é grande, e é quem que mantém o nosso Brasil. E em parceria com os caminhoneiros, com os motoristas, com os choferistas. Que due classi forti, che due classi grandi, che due classi che e tanti dizem foi o meu destino, ou foi o dom, ou talvez muitos de geração para geração herdou dos pais, avós, da família, o amor e a paixão por ser motorista ou colono, mas são duas categorias fortes que tem que ter coragem. Sim, coragem. Não tem outra palavra. Hein? Não é para qualquer um. Eu, colono, sim, motorista não. É bem assim. Eu não seria um bom motorista. Não tenho vocação, não tenho vontade, não gostaria. Mas colono, sim. Porque eu vejo nos animais, na terra, nas árvores, uma vida diferente, certo? Mas cada um é um. Mas são duas categorias que hoje nós vamos homenagear aqui no nosso filó. Buonasera a tutti altri, tante sonate, Valdir Bianchet, Piero Bortolini, Marco Marsaro, a Débora Vivian, Jaime Pastre, che abbiamo cominciato qua, Jaime Pastre è colono forte, grando, ecco. Abbiamo speciale del colono motorista, suinocultor, opa, vem aí a Intel Automações, altro que na volta.
tender le porche che dea cria tutti ingrugnai del freddo con foghetto là rento te una lata, aspettare che a porca venisse con i porchetti 2, 3, 1 e mezzo lì in volta, puoreti in dei non doe. Hoje tem a Intel Automações, que vem aqui comemorar conosco o dia 25 de julho, dia do suinocultor. Ecco, avicultor, gado de leite, cereais e quel che trasporta tutto questo, che sei i camioneri. Origine dei cognomi Ferrari, cantemo, ridemo, scherzemo, mangiamo, bevemo, se appassemo. Stasera qua è il nostro filo italiano. Adilnet, provedore di accesso internet con tecnologia fibra ottica che verde le porte e le finestre per non arrivare fin casa vostra. Deghe aria, deghe forza al telefonino, il notebook, il computador o la televisione. Che maraviglia! Migi Plus, un struconazzo a Flaurimile a Vacca, Tadeo e a tutta la sua equipe e a tutti quelli che produce il magnar bon dei porchi, delle vacche, delle bestie, dei pitosei, delle galline che mettono uovi, delle pecore, delle becche, dei cavalli. Bestie belle e sane che vuol prodotti di Amighi Plus. Che abbiamo anche Bota Super Leve Baspan, il meglio stival che capesta in il Brasile, un prodotto da basso pancotte, di più di 10.000 prodotti, proprio così, distribuidor per tutto il Brasile, fantastico, grandi, forte, che arriva fino al colono con tutti i suoi prodotti, per menarghe comodità. Polivalente, supermercato da famiglia di Santa Rosa, da famiglia Deitos, tem un conceito di essere un supermercato da famiglia, grande, completissimo, prezzi giusti e avanti. Vodka Raiska, la vodka che fa le meglio caipirinhe, non altri qua, a me piace e va bene. Oia l'anno che ne come bever che ne una sola, un prodotto de Afante de Flores da Cunha. Pian Alimentos, ração parcan, gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione, l'ho ripresa qualità. A colpi di così, poco lucro, ma non podemos assar de vender com qualità. Porque pensa no cachorro, no gato, no peixe e pensa em você, cliente. Tony, Paulo, Piero, Jair e Carlos e Fradei Pian de Pian Alimentos. Abbiamo anche a rede de postos Buffon, che anche stasera che fa un omenaggio speciale ai coloni e scioferiste. A rede de postos Buffon, che ha più di 90 posti. Ma pensate un posto, colori e capricciosi, con la sua equipe, con i frentisti, con quei che lavora, quiser treinar, profissionalizar, para atender bem, com combustível, va bem? Rede de postos Buffon. Bravecto tratta, previne e controlla pool di carapati dei cagnetti per più di 90 giorni, è l'unico del mercato. E allora te catite il pet shop, cliniche, case de ramo, cooperative, de là avanti. E modello Penei de Bento Gonçalves, tocca andare a mettere su Penei, da questa settimana qua che avevamo fatto un mestieramento che per l'amor di Dio, scioppa 2 Penei e un colpo solo, ma modello Penei che detto vieni qua che mettiamo su 4 Penei nuovi, così sì, a famiglia Cecon, Struconasso, 34556500, area 54 qua de Bento Gonçalves, domanda orçamenti senza compromesso, Penei fuori de strada, agricole, macchine, caminhoni e così, auti, frotte, modello Penei de Bento Gonçalves. Ma mi chiamo Rento quei che viene giuntarmi stasera, de che è? Se io devo vedere qua, senti, se io devo vedere il fogone, bene, vorrei che vedessi Rento come che l'è qua. Non so se vede Rento, vediamo? Guarda là, da pa' vedere, sì, guarda. Fuoco! Vieni Rento, vieni Rento. Ciao, Passa mia. Vai, sì, c'ho 2 pignate grandi. Mostriamola, aspetta. Mostra. Vediamo lapida qua. Oltre la casca intera. Ecco, stasera che sei carne de porcello. Il porcello, ecco. Guarda che pignatona grande, Stai anche insieme al fogone. Allora qua che ne a Caliera si deve vedere. José, fammi un favore, volta in qua a camera, qua che mostriamo. Vediamo? Mostri che qua allora si becchi di un boi e l'acqua per fare la polenta. Vero Marino? Sì, e qua che ne ho che? Radici cotti. Radici cotti! Ciapala al microfono parlori, Allora che ne acqua, che boie qua, che ne carne di porco, che ne a polenta. No, ma aspetta. Microfono Ah no, qua ti ho dato sbagliato. Sì. Abbiamo qua allora i... Buonasera! Vai ok, tu Stai bene? Sì. Vai, e Valtri vai, casa, sì. stai bene? Stiu bene Valtri anche? Dimmi che tocca mettere su, che mestiere qua perché la donna la mega
impienio di nomi. Você vai ensaiar tudo. Perché te estraghi aerobico? Ma No. pure Macci Detalhe, Detalhe. Esse vai ensaiar tudo Pure e dopo Macedônia. me disse que ele era minha pra passar de castrica lá, porque senão ia aparecer as pantufas. Mas não adiantou. Apareceu as pantufas, Marinho. Não tem que estar lá e ligar. Esse vai ensaiar, Tioguelito. Me posso minha passar de qua in dria, porque senão Scusi. vede a pantufa. Scusi, ma l'è freddo qua. L'è freddo, gran freddo. Ma 40 40 no, ma là fuori. Fora Scusi. l'è freddo. Qua com'è Ecco. adesso. Mi Sì. vuoi mandare un strugonasso a Camilo, la Miriam e anche i Soffioi che Isè della rete de loge Paludo. Marinho, guarda che ben vestito che non siamo qua. Guarda qua serrando a escavazione. Sto anno qua per presidente Cunhaque. Ciao Rossoni, guarda la tua propaganda qua stasera. Ecco. Allora, rede de lojas Paludo. Fate cliente anche a te che ha promozione. Ecco, 7 lojas. Lorazé in Sananduva, Tapejara, Marau, Paraí, Casca, Serafina e Guaporé. Cosita assim. Monte seu look, look outono e inverno nas lojas Paludo. E ainda continua a promoção para o mês de julho. 1, 2 e 3 peças, 12, 13, ou melhor, 10, 12 e 15% de desconto, com peças selecionadas para o mês de julho. E vem aí a promoção para o Dia dos Pais. Nós podíamos pegar um brinde para sortear para o Dia dos Pais, né? Opa, sim, sim. O Estevam, Claro. um brinde para sortear aqui pro Dia dos Pais da Paludo, pode ser? Claro. A cada R$250 em compras, concorra a um vale de R$200, será sorteado um por loja. Então são 7 lojas, Sim. Opa. 2, 17 e 14. R$1.400 sorteio de Lelode Paludo para o giorno di Pupà. Giusto, Cosita? 7 de agosto, sorteio Paludo, sua moda, seu estilo. Cosita? Proprio cosita. Maravilha. Andiamo avanti. Sì, che siamo. Se o disposti, mettila via Rampin. Sì. Passa per me, Rampin. Ma ancora no altri andiamo a parlare solo a colono e motorista. Sì. È vero che sei così? Vera. Sì, così. E anche ai nonni. Anche i nonni. Sì, Quando il sono stati? giorno. Ieri, giorno di Ieri, giorno dei nonni. Vera. Ah. Il nonno, da nonna. Posso mandare un saluto a Beto Pinzetta? Sì, Opa. che E a le... Cabelo Tofolo, che loro tutti e due nonni? Drio assisti. Nonni, tutti e due nonni, nonni. Sì. nonni. Beto è tempo che le nonno. Ah, sì, Idea che cabello noi ancora. Ma Sarà. cabelli bianchi, Beck. Ah, sì. Eh? Buon. Ecco, va bene. Allora, Un colono dato al paese. Sì. Cioè, arriva là, poi si è mezzo disilludio. Desanimà. Avelio. Avelio. Avelio è Avelio. depressivo. Sì. La persona Sì. depressiva, persona avelio. Sono avellista. E una volta che dice che ha data tristezza, che Sì. dai tristezza anche Sì. bestia. Delle vacche, sì. Ancora vacche. da. Ah, sì, Il prezzo che lei adesso Andiamo via, dà ma- danante a tristezza. No, per È amor andato di via Dio. mezzo testa bassa, c'è che una volta mi vede che storia qua, ha 70-80 anni. Ah, sì, O sì. 50, no? Allora tutto era nel centro del paese, no? Sì. Allora che non era chiesa, che era bodeghe. E sapeva infatti una curiosità importante. Tutti volevano mettere il suo commercio quasi dentro la chiesa. Da Sì, chiesa. Taccai su a chiesa Ascolta. perché andava a chiesa mi viene a comprare qua. Le città, tutte le città le gas commissia con la chiesa. Intorno a Cesa. Intorno a Piantato chiesa. la chiesa, dopo attorno alla a gas città. commissia. E para vocês que são de fora e que não são do Rio Grande do Sul, nós aqui, os nossos engenheiros e arquitetos, quando eles vão construir uma casa, primeiro eles fazem a churrasqueira e depois ao redor da intorno da churrasqueira churrasqueira constroem a fa casa. Intorno a churrasqueira fa qualcosa. Fa qualcosa. Ma allora c'è sto cristiano là, perché se andai a messa poi se andai a bere una gasosa, una acquetta dolce. E allora c'è sto colono, le arriva là, mezzo desanimadotto. E allora che ne era il banco. Vorrei mia dire il nome, c'è una storia. sì. Banco, E per andare banco. su del banco che ne era 2 o 3 scalini. Il banco dei Banco soldi, dei soldi. banco dei Sì. soldi. E allora Sì. c'è se vate il sin del noce do là, il del nocion, non vedo pai, figlio, spirito. Altri cattolici, sempre cavado il cappello. Opa. Cavado il cappello, pai, Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, scommessi a pregaccio. Di quello viene fuori il gerente, ma neanche aperto il banco ancora. Immagina. Levanti il banco che il Era 9:15. lì in volta Banco c'ho. Verde Diesel. Allora che ha detto, ciao ma paron, si driu pregare, guarda, lei la via accesa, guarda là Sì. la chiesa. Non ha che ha detto,
sono devo pregare perché è qua, proprio qua che mio fratello interrà. È qua, proprio qua. Oh, Dio, Banco. Le mie da Cesare. E il pai diceva giuro sobre giuro. Pensa in fincate, giuro sobre giuro. Ma tanti banchi che aiuta tanta gente a Opa. crescere, no? Sì. Proprio Gatti così. su, Gasfondà, ma anche gatti lassù. Perché mandiamo un saluto a quelli del Sicredi qua del Serafina. Si crede, gente che coopera, cresce. A Neymar che è il gerente e a tutta la turma lì, no? Ecco, così, va bene. Ascolta, e mandiamo un saluto a quelli del modello Penei, Opa. a Marciano Masotti che me conosce tutta la impresa. Ah, sì, vero, Marciano. Ecco, Che era anche il palpaciocche, no? Ciao, ah sì, rivai Rento, vieni qua palpaciocche. Ascolta Roger, lo vero che ne penei bianchi là? Sì, che ne... No, che ne era mia P. Gaffenio. Dice che quando arriva sei i primi che va Sei via. i primi che va via. Penei Ora bianchi quando là. che te a sciata de penei resta via la marca della Resta strada. via la marca. Ascolta, mi potrei domandare a altri, Marino, che te ci ha messi qua Marco Marsaro. Sì. Ecco, sì, Marco Marsaro. E alla Dir Ferro che viene qua a dar buonasera. Sì. Avanti l'ora Marco Marsaro. Va là Marino. E alla Dir Ferro. Ciameli che viene sol dar buonasera qua. Vieni sol dar una buonasera qua. Ma che va fuori anche a me Vai l'idea. pinà, no. Non mi sto qua perché sennò... Sì. Vieni Ciapa là qua. Marino. Ciapa al microfono. Dai, Marco. Buonasera. Buonasera. Che stiamo tutti qua. Buonasera. Come va la maestro? Va bene, Polito. Buonasera a tutti quanti qui che siete. Guarda qui chi si casa dice le mia morto. Sono vivo, ciao. Sì, ciao. Ma te stai Quanto bene? tempo, Sì? vero? Sì. Stai bene? Sì. Sì, stavo Sì, bene. Medo Sì. palido un coi, medo. No, ma è perché io mi avevo visto bene ancora. Buonasera Marco. Buonasera, Come va? La bene? Dir, Roger, a tutti quanti casa. Tom, Ecco. 100%. Sì, sta 100%. 100%. Stasera noi andiamo a cantare. Non risemos Daquele colono. Dopo, no? Dopo, Ecco. dopo, Maestro anche va a parlare solo dei coloni, del tempo che va che magri. Freddo. Ecco, Marinho viene a contare che anche lui tendeva una porca che viene con i porchetti, la viene sta con un e mezzo. Vai Marco e ti, Marco che è giovane che passa niente. Gai città. Va, ti e Roger sei pipito. Non parliamo niente. Ma solo ascoltiamo. Ma te due mi Solo vedi? ascoltiamo allora, Marco. Ascoltiamo un attimo stasera. Prima dir che chi che mi ancora scompartilhare la live della scompartilhare. Adesso che sono di parlando della scompartilhare che è tanto importante. Sì. Portare avanti, siamo di arrivare ai 30.000 becche seguidori de Garma Rostica, 30.000 Ciao seguidori. camarade! Ascolta, posso? Ora qua. Te si Eh? la devo assistere, ti devo accompagnare. E te si mi ancora seguidor de Garma Rostica. Così. Cara, per amor de Deus, né, bicho, Vai velho, lá né? e segue. Como não? Se não quer Segue capir, aí, cara. vai lá. Vá, dá, Ó, dá o like. dá um like aí, meu. É. O positivo ali. Dá uma polentada lá, Olha. dá uns pisigão. Allora le sta- Que, Marinho? Segue o líder. Segue o líder. Vamos se abraçar e chorar Allora junto. parliamo de città. Ah. Patrocínio Minas Gerais, Lajeado, Eldorado, Pato Branco, Carazinho, Maravilha, Palmas, Primavera, Barra do Rio Azul, Nova Araçá, Mussum, Sarandi, Sananduva, Marmeleiro, Canoas, Londrina, Horizontina, São Lourenço do Oeste, Guaporé, Cordilheira Alta, Água Santa, Curitiba, Encantado, Nova Alvorada, Faxinal, Farroupilha, Arvorezinha, Concórdia, 13 de Maio, Passo Fundo, Doutor Ricardo, Campo Novo do Parecis, Olha lá, Martelli, Pedras Grandes, Cascas de Descolto, Monte Carlo, Guaratã do Norte, Mato Grosso, Imigrante, Espumoso, Irati, Santo Antônio do Palma, Maripá, Montebello do Sul, lá de Vinho, Pasquale Ah, vá! e Exelado. Opa! Olha lá, que Flores, vinha. Flores da Cunha e anche del Veneto, a famiglia Maganin. 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 Exelate ascolto, Mega mandar un saluto speciale anche a quelli di Santa Barbara, San Valentin. Che si devono accompagnare la nostra live. Qui che ha passato a senha. Ma che contiamo? Noi siamo andati là a Mato Perso. Mato Perso, Flores. Flores da Cunha a fare un spettacolo, venerdì sera là con Alvaro Manzoni, Ragazzi dei Monti. con Beppi Balbinot, ringraziarli che siamo stati ben là, ma quando siamo venuti Magnari di polenta.
Quando siamo venuti via, lì al Cantara, lì, tranquillo, piano, 80 per ora lì Che in volta. ripino, che Una retona. Una retta lì, tutto pulito, maraviglia, ma da Sassara che era un pochino di garrafoni, di 20 il portamala, che fa un poco di peso, no? E quella resta... E l'ho dato che lì, c'è una tartaruga che pensavo. Sbusato due penei. Due penei. Due penei a dritta. là. Scusa, no. Stai C'è un a pai, ma parlando. sfenì, E appena andati a conoscere il modello penei, Che t'ho visto? allora là, nessuno si ferma i aveva ragione, perché brutti nati che si Tre brutti, tre... E case che era me de vertice che inchiusai rento, i cani Dire che cominciano a era sbagliare. di madrugada, una e poco da madrugada. Una passata madrugada, ecco. E allora... Come si a bever vin? Freddo, che? fermo che. Allora questo qua è andato in cerca, non ha detto che... 3 chilometri... Ha detto che, donna, io vuoi aprire... No, 3 chilometri e 200 metri mi ho fatto. Per dire proprio la verità. Ah, che marcato. Sì, ho Ma marcato. ha detto che la donna? La donna ha detto, mi veduto, ma... Ve vedo sulla sfasetta da finestra e te passo a segna da internet. La che ha passato il wifi, che conseguì avvisare neanche quello non c'apea, ecco. Ma tutto che ha dato pulito, sorte de la Turcato sicuro. E le 6 da mattina a sera tutti a casa. Stufi, Che ma storia. e Pedro c'era mica Ma da fare il stufi, programma. si era sfinito, Poca questi roba. qua dormia con Poca roba. e minta che ha Ma forse betta il video che abbiamo fatto. No. Saria, questo qua devi spaccare tacquare e mettili in mezzo a strada tutte e mas bregare su ma también tagliare tacquare a mammi che mai visto solo il ticket che forza proprio dai versiamo il nostro filò Sì che versiamo. maestro Me se non fosse in treno credete questa storia. No, se non fossi i penei che te che hai visto. il peneccio pai va bene Valdir Bianchet, Pedro Bortolini e Marco Marsaro i vengono omenaiar tutti i coloni quei che lavora con a terra con America America. Dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina a vapore e all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino dei fiori. All'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino dei fiori. L'America è lunga e la è larga, la è formata dei monti e dei piani,
e con la industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino dei fiori. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino dei fiori. Ehi, che bellezza, che meraviglia! Un ringraziamento speciale che abbiamo fatto domenica sera, giorno 25, dentro dei 61 anni del municipio di Serafina Correa, nostro paese, qua nostra città, una live, ecco, siamo andati bene. E allora ringraziare a Valdir Bianchet, a Edoardo Mattiello, alla Fernanda, che è segretaria di Cultura, e abbiamo tante belle cose qua nel nostro municipio, come anche siamo di pensare che l'anno che viene la nostra idea è fare la cantoria italiana, in giugno dell'anno che viene, che tornare a questa cantoria qua, ecco, dentro della Festa Italia. Ringraziamento speciale a quelli di Unione da Serra, che siamo stati là al mercoledì, il giorno 21, al prefetto Cesare Gastaldo, il vice Cleonir Taufer, la segretaria la Jacques Gastaldo, che è segretaria di amministrazione, un ringraziamento speciale anche a loro, e anche a quei di Mato Perso, che siamo stati là, che abbiamo parlato, magnari di polenta virtuale, maraviglia. Ma anche parlando solo a colono e scioferista, che abbiamo i nostri appoggiatori, una impresa che conosce bene il soffrimento, il patir, le struzie, le disgrazie, le necessità e anche la sopravvivenza, ossia il guadagno, perché quando si lavora la idea è di guadagnare soldi per farsi meglio, vivere meglio, far crescere la famiglia. C'è una impresa che si chiama Intel. A empresa Intel Automações iniciou suas atividades em 2012, quando se denominava Intel Instaladora Elétrica. Na ocasião, o objetivo era a prestação de serviços elétricos e instalações em geral, porém, desde o início das atividades, seus principais clientes atuavam em atividades agropecuárias, mais especificamente a criação de aves, suínos, gado leiteiro e algumas agroindústrias da região. É isso mesmo. E há pouco tempo depois, com a evolução da parceria com a empresa Inobran Automações, de Pato Branco, do Paraná, seguindo as tendências tecnológicas das atividades agropecuárias, onde busca ganhos, produtividade constante, a instaladora elétrica se transformou em uma empresa de automação, automatizar, economizar serviço, facilitar, comodidade, tudo isso, focada na montagem e fabricação de sistemas eletroeletrônicos. Olha só, quando passou a se denominar Intel Automações. Hoje o foco principal é a fabricação e instalação de equipamentos elétricos, tendo como um grande volume e atividade avícola, o forte, né? Mas executamos projetos para suinocultura, painéis de controle para confinamentos de gado leiteiro, olha só que maravilha, né? Silos e armazéns de grãos, instalações elétricas em pavilhões industriais e automações diversas. E dentro da atividade avícola, atuamos na fabricação de painéis para controle de ambiência. Nossa! O que é isso? A automação do sistema de cortinas, opa, controle de iluminação, opa, temporizadores, acionamento para comedouros, controladores para sistemas de aquecimento e geradores de energia para todos os modelos de produção, sendo no sistema convencional, semi-climatizado,
Blue House e Dark House. Nossa, bem até complicado de falar, mas é tudo modernidade dentro desses setores. E daqui a pouquinho nós vamos falar com o pessoal que já estão aqui, que é o Cid Ferrari e o Romualdo Damo, che dice Coloni, ma pensa grossi, come non altri cosita, ma che se tira avanti, testa buona e voglia de laurar, e conosce desde l'arado a pala, arado a ponta, la sappa, spalpagaline, non so se spalpagaline, ela dir, será che damo spalpagaline? Voi Guarda, Sidi non so mia, ma damo che faccia che spalpagaline, Allora, qui che spalpagaline, sa cosa che l'è, ecco, passargliene e soffrire, no? Ma é apenas uma brincadeira, mas é isso mesmo, se não foram eles vêm de herança, né? Vem dos pais, da família, da agricultura, do sofrimento e dos tempos em que não rendia quase nada e não se ganhava dinheiro, era só sobrevivência. Hoje não, a agricultura, suinocultura, avicultura, hoje dá para ganhar dinheiro, dá para sobreviver, viver bem e passársela. Ma Marinho, vem qua che contiamo una frostola dopo che sei la Deborah che viene cantar. Ciappa il microfono lì del maestro Ferro, tanto no. Oh, Marò, bicho, cioè, quante persone di vedeme? 661 fino adesso. Immaginate sì. che quante persone lì che si intaccano diretto, sì, no? 600... che passa e trucca e va e che viene, no? Che spettacolo, un ringraziamento speciale a altri. Compartilha, o se no scompartissi, passa avanti, fa le persone sapere che se regali qua dopo Marco viene a parlare meglio, i regali per sorteare qua. Cioè, guarda, la priorità, che tu visto che ti parli, ti piace, un prodotto differenziato, da pian. E mettiamo insieme quei radici cotti di stasera, che altra volta te che mettesti sta buono, immaginate, no? Carne o molio per i can, sta buono. Ascolta bene, coloni, no? Storia di coloni. Allora che era un cristiano una volta che bestemmia. Ah, bestemmie, sai nati italiani, porchi, madonne, spraiuri, bestemmie. Mica aveva un arado, ma a ponta o a pala? A ponta. A ponta, americano. Arado americano. Se avesse un velocimetro, demarcar le bestemmie che mi gotti come un ventilatore. Cavaria spaccare dello sì. In cui lo là davanti della mia casa come un enfeite che anche si dice, là davanti l'arado. Quel che ne ha sentito. Ma lei era così, no? Che se. Serginho Isoton che ha domandato un prete un di prete, gaviu bestemmà? No, mai bestemmà. Allora che ha detto, ma allora gavi mi ara. Ecco. Perché quei che ara i tribulano. De arare in mezzo i sassi. Rebuti di farina secca, carezoni, formighe, moscatei, radise, riva, con boia na vacca, terra dura che fa 8-15 di sole, terra dura. Prova ti. E non è mia per fare striscioni, il padre diceva ste mia fare striscioni, per amor di Dio, e poi aragnanca parti vede come scambiare le cose. Ecco, sì. Una volta tocchi a spalpare galline, in cui neanche più galline. Ma dopo andremo a parlare sopra la storia di che fa a Sidi e Damo è si gaspal pagaline, te me no, vuoi sapere di loro si gaspal pagaline. Curiosità tua, ma tu pensa bene se fosse vero un aviario là di tante 1000-2000 galline tu gaspal pale quanto lavoro ma ascolta allora sto Cristian bestemmia sono andata a parlare col prete e ho detto guarda amico mio uomo che bestemma massa e fa un vin pensate un vin con la Isabella e allora il prete che ha detto ti fa senza bisulfito ma niente puro ciò che ha detto mandemelo qua che mica parlo. Allora lui è andato là a parlare col prete, ma una paura, una sudizione, una vergogna. E il prete dice, no, non sta a pensare perché tanto lì. Ascolta bene, sei un uomo buon, lavoratore, sei un colono forte, ti fai vin buon, ti hai tante bestie, ti hai una famiglia bella, ma bisogna che ti assi là di bestemmare. E lui ha russa a testa che ha detto, ma son mia buon. Allora il gadito, ascolta bene. Mi non ti dico mia su perché te bestemmi. Mi prete va a farti una novena. Una preghiera come fu. 9 giorni partì a sarlar de bestemmare. Già, le sta lì, lo ha ciappato il profondo, lo ha toccato il cuore. E anche ta vergogna, già. Si ha invergognato col prete. No, il ha detto prete. Vuoi a sarlar del bon. Ma per questo estro che vu fe,
mi ve porto un garrafone di vin. Cioè, un colono dare un garrafone di vin. Un taglian. Un taglian. Un taglian dar Allora garrafone il di prete vino che ha detto, sì, so che te hai un vin buono, ti ringrazio. Beh, così ti ha fatto. Dato casa, pipe ste macio. Opa. Desde il primo di pipe ste macio. Oh, yeah. Ma andava sempre a cavallo in volta. Miracolo no? quasi. Miracolo quasi. Cioè, che passare un 15 di, tu che andare in paese e comprarsela chissà, petrolio, Sì, sale, sì. sucro, caffè, chi lavori chi comprea lì che il resto fia tutto casa, no? Cioè, il che ha detto che porto il garrafone di vino al prete. Regalo, allora il cavallo in fornio, insela tutto quanto, ciappa la mala per portare il garrafone. Ciappa il garrafone, butta dentro della banda della mala, ma ha paura che casca del cavallo. Sì. Contrappeso. Allora che paga mette sto che altra banda. Neanche idea, no? Un sasso? Ah, un sasso? Sì, buttare un sasso, mais o meno medesimo peso, saltare in cima, pimpianetto, andato in paese, no? Ecco, lì valante il paese che si schiva debiti, non che si lighi i cavalli, per pensi? No, che le piante là, si lighi i cavalli là in terra, puro pestare e buasse dei cavalli. per tutti i cantoni, E allora lui, qua a testa distante, da che andate in tontan, portare questo vino al prete e tale, e dopo andare a fare queste compre, quando che levanta sua mala così, il segato scuidà perché era una buassa dei cavalli, e tira così il sasso e viene, battite il garrafone, spacca il garrafone. No. Tutto il vino intero. Il dispiacere. Che tristezza. Ma allora che ha detto, ma adesso fonti che? Far che? Assa tutto lì, fa un muccio e via, che tu setto di una cosa che ha pensato tra di lui. Neanche non va del prete, pronto. E il Varento è un commercio, casa de secos e moliados, no? Quando arriva Varento ti apporta che fa un passo, dovina chi che il cata? Chi? È il prete. No! Cioè, davanti, il gaditoni, allora come va? Sì, vai prete, per quella vai. Ma dimmi, mi te go pregà. Contami una cosa, ghetto a salade bestemar, sì, go a salade bestemar, sono tanto contento, ma guarda, voi non sapete neanche quanta contentezza perché go più bestemar, solo che è una cosa da contarvi. Sì, guarda, mi vengo portare anche al garrafone di vino, no che te mi hai portato il vino, no, ma pian piano ho detto, sono andato a tirare lo da mala, che aveva un sasso che altra banda, e quando ho tirato sul sasso che battesto che ha spaccato il garrafone. Oh, il prete ha detto, e che tu bestemar? No, no, grazie a Dio. E il prete ha detto, ma lì è che voleva. A Deborah Vivian viene cantare, ecco, per fargli un omaggio a Serafina Correa, guarda la cosa che bello il gatto, per fargli un omaggio a Serafina Correa che ha fatto 61 anni, vero? E viene cantare una bella canzone della Meia. Quanti da Deborah? 754 persone senza cai con altri. Ma ciò, ma tu ma avevi proprio niente da fare, altri. Che ringraziamo del vero cuore. Che contenti che siamo. Sì. Allora la Deborah Vivian la canta della Meia, vero? E della Eli de Seganfredo, la lettera, ringrazia Dio con la fisarmonica, è bellissimo. La Deborah è nostra regina. Sì, regina del municipio. Proprio così. Andiamo a vedere, guarda che bello, vai. Dai. La terra madre si vestirà tutta d'oro per festeggiare un secolo di sogno e di gloria. Ha costruito la storia con lacrime e molti sudori. Lei ha lasciato per noi più belli tesori. Fra queste ricchezze è nata una bambina, chiamata di donna la figlia Serafina. Lei era così piccolo, era un paesello che poco a poco si è fatto bello. Sono 100 anni
oggi son qua, dal fondo al cuore, ti voglio bene, dimenticare fa le mie pene. Sono 100 anni di questa bella città, per questo dico la verità. È piccolina, ma c'è allegria, la sparge a tutti, gran simpatia. Serafina, ringrazia Dio, sempre sarai l'amore Fantastico, bellissimo, è emozionante fin, solo pensare della Meia, Deborah, bisogna portare avanti e mantenere sempre queste belle canzoni lì per non smentegarsi di quei buoni momenti e per tutto quel che sta fatto e quel che la Meia ha fatto per il nostro paese, per il nostro municipio, va bene? Diamo i nostri patrocinatori un minutin solo, torniamo in seguita, vai là. minha vez? Não é! Me dá! Não! É minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco, noi ritorniamo qua. Buonasera. Buonasera.
Romualdo Damo, para chi che non lo conosce. Guarda che pancetta. Come stai? Tutto bene? Planè. Maravilha. Ma sto bene. E allora, andiamo a parlare della Intel. Ecco, parliamo. Ascolta, quei casi vuol sapere se ti devi spalpare galline, sì o no? Potremmo dire di sì. Anche a me, quei che ha 40, 50, 60 anni in su, e ha fatto quel lavoro lì. Ma, guarda... ma qui che manco di qui, lì sa mia che no, non sa qual che l'è. Spalpare le galline, qui che capisce italiani sa, vero? Certo. Appalpava una galinha para ver se ela tinha ovo, porque se ela tivesse ovo pronto para colocar, para botar, ela ficaria no galinheiro, porque tinham galinhas que faziam ovo fora, né? Certo, giusto. E aí, i lusartuni, i lagardi e altre bestie, no? I can, sì. Chi ne era tanti una volta. Tanti, i magnei ovi alla nonna fela che? Far da mangiare, fare a fortaia, vero? Era solo acqua. Ma vamos falar da Intel. Allora, la Intel è una impresa nova, vero? Certo. E una impresa che gas comercial, ora, tem a parte elétrica e que será voltada com a automação. Automação vuol dire automático, automatizar. Ossia facilitar le robe para il produttore, mia vera, Damo, che è cosita? Giusto cosita. Sparagnare un po' la schiena anche, né? Sì. Che la turma lì a secchescia, colpi che ha mal di schiena, lavorare un pochettino in manco, avere un pochettino di tempo con la famiglia, soffrire mia le versute notte, far fuoco per le galline, sobrare un pochettino di tempo là come si di lì, il megalito che sì. fa bere un vino a colpi, né? Ecco. E allora proviamo a fare il meglio che possiamo, né? Ecco, meglio e anche da partire, come ho parlato prima, che è importante che quei che in cui fa quel lavoro lì, i pensa nel positivo, ossia, i pensa nel guadagnare. Guadagnare soldi. Guadagnare soldi, perché lei è un investimento grande, ga risparmio di banchi, sì o no? Ga risparmio di banchi, ga risparmio delle imprese, che ga risparmio di tutti lì. E tutte le imprese che aiutano e noi siamo lì per aiutare anche noi altri. Va bene, va bene. Sempre. Ci pare un po' di soldi anche noi altri. Intel a tua anche fuori do estado não? Sì, Santa Catarina, Paraná. Oh, e dico cresce cada volta di più? Dico che cresce. Tanti clienti? Tanti. Da partire ancora di più te galline o te porchi? Più te le galline. Galline. Avicoltura. Avicoltura. Dell'anno passato in qua, scommissia tanto anche ai suini, anche ai porchi, né? Sì. Sega tanto scommissia a movimentare anche quelli. Allora la impresa la fa con che il mangiare va automatico, e l'acqua va automatica, a temperatura automatica, automatico, a cortina automatico, vai su e dove. Su e so. Se si la casa senti un barullo. Se senti un barullo la cortina non dio dar su, dio dar do. Se c'è un po' di vento la si sera, se si scalda la si verde. Dopo andiamo a parlare del Delta 11, cosa zero con la bestia. Andiamo a vedere il video, che è lì. Ecco, allora va lì e va mostrandomi la impresa della Intel. Ecco, così, guarda la cortina che va sui ventilatori. Che quei sarai che i ga air condizionato, quasi fosse dire l'air condizionato, né? Che qui se tutti sarai su lì. Sì. Ma le se dagli un microfono qua, sì. Può mantenere la temperatura dentro del meglio ambiente per le bestiolette che le se la rento, sia i porchi, sia le galline, sia le vacche, quel che se là. Se prova a mantenere la temperatura che sta bene. Sì, se ti metti un numero di temperatura e mantieni là. Procura mantenerla come Buonasera Sidi. Buonanotte. Steo bene? Vengo ciappa bene. Vengo portare un parole qua che parla di italiano anche me. Ma puoi parlare in portoghese sem problema nenhum, Sidi, fica à vontade. Capimos tutto, ma siamo mai di parlare. Isso mesmo. Então, a nossa ideia, o intuito é mostrar para as pessoas a diferença do nosso colono, né, Cid? Tu foi colono também, a tua família, o Damo também. Então sabe da diferença de ter 30, 40 galinhas, de ter um porco para banha, né?
Sim ou não? E de hoje chegar ao ponto de ganhar dinheiro. Será que o nono, bisnono, um dia ele imaginava que se poderia ganhar dinheiro com galinha, a ponto de se autossustentar, de guardar dinheiro, de fazer capital? Não, né? Eu acredito que não, né? Mas hoje, a grande produção, a gente fala produção em escala, o animal ele é criado confinado, né? Então, o animal está dentro, ele está fechado dentro de um galpão e ele depende exclusivamente das pessoas darem condições para ele se desenvolver ou para ele ter, digamos, uma condição de vida melhor. E ele, com uma condição de vida melhor, ele vai trazer dinheiro para o investidor, enfim, quem está criando o animal, né? E nessa parte ali que tu falou antes, tem uma palavra bastante importante hoje que chama ambiência. Opa! Ambiência é alguma coisa que há um tempo atrás a gente não preocupava, mas hoje é tudo, na verdade. Porque ambiência se fala em frio, se fala em calor, né? E se fala também em qualidade de ar. Tá? Eu fiz essa volta para nós chegar no chamado Delta 11, né? E o que é esse bicho? O que é esse Delta 11, então? As pessoas que estão em casa. Opa, olha ali, ó. Então, é um sistema? Isso. Esse Delta 11 tem uma inspiração muito italiana, né? Vocês podem ver que as 3 cores da Intel, as 3 cores do Delta 11 são as cores da bandeira da Itália. Opa! O nome Delta 11 se dá devido ao Delta, que é um dos símbolos da automação, e situado, criado, localizado na linha 11, como é conhecida a Serafina Correia. A nossa cidade é na linha 11. Muito bem. E o Delta 11, então, além de fazer todo aquele trabalho, todo aquele manejo da cortina automática, de abrir e fechar por temperatura, por vento, sim, ele traz uma novidade. Então, voltando naquela situação que eu falei na qualidade do ar. Nós, em ambientes fechados, que nem a gente está hoje, a gente respira oxigênio e devolve gás carbônico que nós conhecemos como CO2. O Delta 11, um dos principais intuitos dele é monitorar a quantidade de CO2 que nós temos dentro de um galpão. Quando o CO2 ultrapassar um nível... tão benéfico, né? Não é. Exato. Nós precisamos de oxigênio. Sim. A partir do momento que nós não tiver a quantidade de oxigênio mínima, a gente começa a ter problema. Ou seja, a gente pode chegar até num ponto de acabar falecendo por falta de oxigênio, né? É um ponto extremo. Ou adquirir doenças, né? Na verdade, a árvore faz o contrário, né? A árvore absorve o CO2 e nos devolve oxigênio. Que bom, então ela faz ela faz essa troca. Só que a gente não tem árvore dentro de um galpão fechado. Certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer de fora. E a gente precisa medir o que tem lá dentro. E quando o nível de oxigênio ficar baixo, a gente vai entender que o nível de CO2 está alto. Então o Delta 11 consegue fazer essa leitura, entender essa situação e fazer uma movimentação da cortina no momento exato para justamente oxigenar a instalação. Tá? Então não é só a temperatura, mas em si também o excesso de quantidade de CO2. Nós começamos falando em ambiência só aquecendo. Certo. Depois nós começamos refrigerando. Certo. Né? E hoje a gente já está tentando entender a qualidade do ar. Né? Então a gente consegue hoje controlar a ventilação, a gente consegue controlar a umidade também, mas o ponto do momento é realmente, vamos dizer assim, na automação, na ambiência, o CO2 ele está muito em evidência hoje. Eu acho que assim, os primeiros controladores de cortinas, controladores de pequeno porte que conseguem fazer esse trabalho de CO2, dentre eles está o Delta 11, né? O lançamento desse ano Opa, novo no já mercado. Fizeram teste no controle de mortalidade ou na produção, se aumentou? É lançamento desse Isso, sistema? é lançamento mesmo. A gente colocou no mercado em janeiro
A gente fez alguns ajustes durante esse ano e ele está realmente entrando no mercado como venda comercialmente aí a partir do mês passado. Então é novidade para quem produz? Novidade. Para produtores de aves? É só para aves ou também para suínos? Ele foi muito focado em suínos. Ah, suínos? Suínos. Hoje a principal demanda dele é suinocultura. É que o suíno, o cheiro lá do cocô do suíno é forte, exatamente, né? exatamente. E muito forte, né? E fechado. Só que assim, ele já está abrangendo a avicultura, porque a avicultura também segue a mesma tendência. Então, assim, a gente já está vendendo hoje uma proporção muito parecida na avicultura do que na suinocultura, mas ele foi concebido pensando em atender o suíno. Muito bem. Va bem, Damo, mas Sebrae. Problema é esse. Na verdade, eu acredito que o Cid, então, não é só ter trabalhado na roça, né? Mas trabalhou também como técnico da Perdigão, né? Isso. Então lá também aprendeu. Lá foi muito. A nossa escola, né? Então tem bagagem de conhecimento. Vamos tirar a sapa. Para mostrar o videozinho aí? Então vamos lá. Vamos saber um pouco mais no vídeo. Vai lá. Já tem música daqui a pouco. Estamos indo bem? Vai, então para. E aí? Então, esse aqui é um protótipo da cortina automática, né? Sistemas de ventilação. Hoje, controladores nas diversas linhas, né? Nós também atuamos, nós não falamos, mas nós atuamos nos aquecimentos. Então, falando em também, ambiência, né? A gente falou muito em cortina e tal, mas aquecedor a gente faz. Nossa produção de painéis elétricos, então produção própria, a gente tem uma estrutura interna, né? Desde a parte de projeto até a execução final, treinamento, a gente tem a instalação também é praticamente toda própria. O nosso conceito, então, foi tentar executar um projeto nessa linha de automação, que a gente pudesse entender a necessidade que o nosso cliente precisa e nós chegar até lá ao final e trazer realmente uma solução. Vai bem, Cid, que prazer, que alegria de te ver aqui, pela nossa amizade, para tudo aquele tempo, para tudo que te quer passar, pelos estudos que tem que ser feitos, né, pelos testes que tem que ser feitos para chegar a esse ponto aqui. E que prazer, que orgulho, que gusto de ver que Valtteri si quando Serafina Correa di Menar tutta questa tecnologia para tutti i cantoni, anche fora do nosso estado, né, Cid? Que bom. Aí. Eu acho que nós temos que agradecer muito, né, Edgar, porque a nossa história começou junto, né? Bem lá do começo, né? Hoje eu mandei para o Marsaro, não sei se ele te mostrou, a primeira propaganda. Ah, é? Aquela da Choca Gris. Da Choca Gris, muito bem, que bom. Então, esse é o começo da história, né? Muito bem. Então, nossa parceria é lá de tempo, né? Fiquem e eu acho por aí, que a nossa cidade, né? Gostaria de falar mais alguma coisa, Damo? Não, só agradecer a oportunidade ali aqui, nós quasi apresentar casa, o nosso trabalho. Quasi né? casa. Ecco, e a tutti i produttori che occorre qualcosa, questi qua è gente buona e conosce i prodotti buoni e fa rende, né? Tá bom, Sim. Cid? Grazie, allora. Jaime Pastre canta Céu, Sol, Sul, vai lá! Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés rodeados de campo, ficar mais trigueiro com sol de verão, fazer versos cantando as belezas dessa natureza sem par e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes, olhar horizontes com Deus,
e sentir que as cantivas nativas continuam vivas para os filhos seus. Ver os campos cheios de crianças sorrindo a felizes a cantar e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Maravilha! Grande Jaime, Jaime é produtor de latte, lavora em Colônia, um grande amigo nosso. Esse é um grande profissional da música, canta e sona. Que maravilha, Jaime, um strugonasso a ti e tutta a tua famiglia. E mi vuoi mandare un saluto a Edir Turcato, a Lili, tutta a equipe da Turcato Seguros, que tem uma novidade. Vai lá, vamos ver o que nos dizem. Maravilha! Muito bem. Então, quer trocar seu carro? A Turcato Seguros, além de seguradora, é seguradora de agrícola também, com subvenção do governo. Olha só, o governo ajuda. Então, seguro agrícola, automóveis, residências, o teu patrimônio está seguro com seguradora do Edir Turcato e da Lili, de toda uma equipe de agentes que fazem visitas. E agora com financiamento de automóveis também. Va bem? No Antri Saremo, il giorno 6 e 7 di agosto a Sarandi, proprio Gussita. Pessoal de Sarandi, nos aguardem que existe, será feito o segundo Festival della Canzone Italiana nas redes sociais, Então será virtual. E eu estarei também compartilhando no meu Facebook. Mas vamos saber um pouco mais? Vamos ver. Secretaria de Estado da Cultura apresenta segundo Festival della Canzone Italiana de Sarandi, nos dias 6 e 7 de agosto, com 4 categorias: Bambina Municipal, Adulto Municipal, Bambina Estadual e Adulto Estadual. Muito bem, sou Edgar Locatelli Marossi e estou aqui para convidar você para acompanhar o segundo Festival della Canzone Italiana de Sarandi pelo meu Facebook, nos dias 6 e 7 de agosto, a partir das 19h30. E ora, se vedaremo, Acompanhe a programação na página do Facebook da Vibe Produções e Casa da Cultura. Realização Vibe Produções Culturais. Patrocínio Sul Passo Caminhões, Urnas Rigon, Móveis Boa Vista, MD Tech. Apoio Prefeitura Municipal de Sarandi e Etnia Italiana. Financiamento Procultura RS. Secretaria de Estado da Cultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Aê! Sarandi! Festival della Canzone Italiana, 6 e 7 di agosto. Marinho, abbiamo una frottola Nantri, vero? Sì. Per contare dopo. Diverse. Ma avevamo una là che avevamo impromesso a tutti che se na verità, cada un ganha a verità di contare. Vera. Sì. Ma se è vera, no che va a essere una verità. Se è vera. Non stai crede che le mia vera, le vera. Che se parliamo un attimo qua. Credemelo in conscienza. Pensai che le mia vera, ma l'è vera. Ma l'è vera. Sì. Ma avevamo il giorno di nonni? Giorno di nonni. Quanto bello che le vero un nonno, mico mia bio la grazia di avere neanche un nonno. Ma non sta a pensare perché tanto lì di mano dopo ci sarà nonno.
No, ma mi voleva dice che il Ti nonno. volevi il nonno, sì, vero? mi voleva avere un E nonno. cosa altri fai altre due, mi dopo torno con poco tempo, l'essere. Sì, ma che affrontola dopo, eh. Sì, dopo che lui finisce Sì. il mensaio, mi Vai dovrei- Marinho, Tá. fai um omenaggio ai nonni. Ecco allora, Vai para lá. bem. Os avós sabem um bocado de coisas. Perguntar a uma menina de 9 anos o que ela gostaria de ser quando crescesse. Ela respondeu: eu gostaria de ser avó. Olha só, hein? Ecco. Ao ser interrogada sobre o porquê dessa ideia, ela completou: porque os avós escutam, compreendem e, além do mais, a família se reúne inteirinha na casa deles. Maravilha, sim. E a menina continuou: uma avó é uma mulher velhinha, que não tem filhos, ela gosta dos filhos dos outros. Um avô leva os meninos para passear e conversa com eles sobre pescaria e outros assuntos parecidos. Os avós não fazem nada e por isso podem ficar mais tempo com a gente. Como eles são velhinhos, não conseguem rolar pelo chão ou correr, mas não faz mal. Nos levam ao shopping e nos deixam olhar as vitrines até cansar. Na casa deles tem sempre um vidro com balas e uma lata cheia de suspiros. Eles contam histórias de nosso pai ou nossa mãe quando eram pequenos. Histórias da Bíblia, histórias de uns livros bem velhos, com umas figuras lindas. Passam conosco mostrando as flores, passeiam conosco mostrando as flores, ensinando seus nomes, fazendo-nos sentir o seu perfume. Avós nunca dizem depressa, já pra cama, ou se não fizer logo, vai ficar de castigo. Quase todos usam óculos e eu já vi uns tirando os dentes e as gengivas. Olha só. Quando a gente faz uma pergunta, os avós não dizem: menino, não vê que estou ocupado? Eles param, pensam e respondem de um jeito que a gente entende. Os avós sabem um bocado de coisas. Eles não falam com a gente como se nós fôssemos bobos. Nem se referem a nós com a expressão tipo, que grossinha, como fazem algumas visitas. O colo dos avós é quente, é fofinho, bom de a gente sentar quando está triste. Todo mundo deveria tentar ter um avô ou uma avó, porque são os únicos adultos que têm tempo para nós. Maravilha, hein? Ele è proprio così. Di quando meno i miei piccinini là dei nonni, loro i se sente via volontà. Sì, ecco, sì. ben così. Che Maravilha, bello che sarebbe maravilha. avere un nonno, né? Ah, sì. Dico mio Dio la grazia, ma mi immagino come che sei. E se amico mi mio un tutti dia... e quattro, il nonno della mamma e i nonni del solo papà. Solo un ti. Solo il Ascolta, se ora le frottole qua. Opa! Oh, Tocca quel che sei pau, cazzo. cadeta. Sì, Dai, lo. ma allora solo la verità. Marinho, Solo scusa, la verità. Un caso, no, allora non una storia, no, un caso, può essere un caso. Ah, sì, uno può essere, può na essere. pescaria, Marinho, Vai, Amigo, chi tante- che scommesia? No, può essere me. Vai, vediamo. Ma amico, storie di pescaria, per Prova, amor vediamo. di Dio. Conta una, muovete fuori, vai. Signor. Acelera, Ayrton. Ecco, allora siamo andati a dove chi de Marsaro? Guarda, ti chi de Marsaro, tutto il macaco branco, mi e chi de Marsaro, marcana pescaria. Tacco a tacco. Case. Lascia che Te si parli. dà a pescare quel chile che il D là, un 5-6 mesi in Rio. Sì, sì. Ma Dio, Marco me gallega che il D. Ah, sì, E gli ha detto, Roger vieni qua a aiutarmi perché il pai
le andava a pescare col marigno. E quando il pai va a pescare col marigno, i mia ora per tornare, Sì. i porta di Rio Cacciassa, Sigri, i lambi e non so che, i mia ora di tornare, vieni qua a aiutarmi perché ho pure bestie, vacche, de latte, mestieri, allora Sì. sono da là a aiutare. Allora sono da là a conta aiutare la Marco, tua, Marco allora. mi ha detto, vieni qua su Conta Mimi la Sol, tua. vacche, de latte, mestieri. Ma è ora l'ora. sono da là a aiutare Marco, che il di là. Sì. Ciò arriva là, il gadito vai lassù, ciapa il pasto, ti porta dopo, che le bestie, intanto mi fa i mestieri qua e tal, mi ha dato il roncon, ciapa il roncon in man. Sì. Va là in mezzo a vedere il pasto e tal, ciapa, prima sbrancata che ho dato così, sai che ti ciapi Sì. così, ne? E dopo Claro. quel roncon che poi segna, quando ti ciapi così, che passare il roncon. La mezz'ora. Corrappate. Quando ho passato mezz'ora così, pro indovina. Che? Sangue per tutti i cantoni, sangue, Tagliamo sangue, un sangue. deo. Tagliamo. Paura, amico dito, Ma ma mica mai visto un tagliar pasto Dite che così. mia pratica- Allora me, tagliar pasto così. Tino te che pratica, no? Beh, dica che si taglia, ma Sì. E vediamo. allora c'ho sangue, dico Marco vieni qua che mi go tagliare pure sangue, mi vedo sangue, mi sono intera, ma gente, mi sia tutto negro sangue, cioè mi butto dopo non cascare. E allora? Viene su Marco, c'ho guarda, no mi detto ma te che mi ha tagliate, che tutti i dei, c'ho guarda, niente, Dio, che sangue di che? Ma signore. C'ho guarda in man così che aveva due cosette così, pareva due foglie e due recce, ho detto ma sarà che c'è due recce? E c'era che? Due recce. Due recce. Due recce. Recce di che? Ma recce? Ma signor. C'ha pasto e ste recce, sto mestiere lì che l'era, non so se aveva anche de cose che l'era. Che strano, vero, Io Marino? menado do tel paiol, mettes do tel paiol. È una storia macabra. No, questa qua. la mettete insieme a tola tel paiol, e andiamo a salà. In cui, ascolta bene, in cui, ho detto mi vengo sempre, mi sono da star Camargo, vengo sempre a Villa Maria, e dopo vengo a Casca, dopo vengo qua. Sì. Mi ho detto, poi vado a visitare i parenti in Montori, vengo per Montori. Ah, Sì. sì. Prima del filò. Sì, sì, Che sì, sei sì, distante di Marco Marsaro. No, ma là le sta 5-6 mesi in Drio. Sì, ma allora le distanze. Sì. E allora c'ho lì a Montori, vai a visitare a nonna, mestieri, parenti e tal. Sì. Drio Wenger, che è il muro dei martelli, la diciamola. Sì, il sì. mondo del martello. Ma Parte muro dei di parte martelli. la San Paoletto. Ecco. Sì. Quando sono Drio Wenger c'era scurro belche. Due oggetti da faletta così da strada, da un canton che è vardio, che una lucetta. slusea. Che slusea, ho detto, ma sarà lo che? Vai un pochettino più avanti, più in pianeta. coruja, mi dico. Ma che una coruja? Ho detto, Un cane matto. Un cane matto, ma che neanche? Un quattino. Era mia buon vedere, un quattino gatto. neanche. Ma neanche, ma ho pensato tutte in maniere, cosa che l'era. gente. Sono andato in pianino, che l'auto, ho smorzai l'auto. Sì. Taccai luce alte. Ehi. Sì. E c'era che? Cosa sta fermo? orbo la bestioletta. Sono dato do dell'auto pian pianetin. Un passo. Sì. Due passi, pure i sassi, c'ho mi pian piano. Me testo manco si da cosa Crau. papà il col. Te indovini mia. La coruja. Una lebre. Serio? Sì. No. E pro indovina. Ma Che? Senza recce. Era mia quella che ho tagliato a là, che il di là che si non tagliare pasto. Serio? Sì, te dico, senza recce era. C'era la lebre. il dì che tagliate i ricci Una da lei è dato a lebre. cattarla. Sì, so avevo cattarla 6 mesi dopo. no, E credo. crede neanche. No. Ehi. Crede neanche. Sì. Aveva 7 lebrettini, c'è. Sì. E tutte senza le recce. Ma se sono di a dire, domandai No. a Marco. Mi pa dite la verità. Mario. Sì. E allora, com'è stata la Ma pescaria? signor mega cortante. Ma allora vai, Mario, che se no allora viene me chi de Marsaro Eh. dati pescar, mi chi de Marsaro, cioè do, chi de Marsaro con sinerete de dedo con dei così tavara, chi tenia cara dopo il paredón del macaco branco. E mi con scarpion e lui con il segnalete de pan. Marino a dedo. pescaria. Sì, ma allora sono Palo di de dire, sicoi. siamo dai a pescaria, arrivai docio, pa. E Chi allora? dica dite qual è il posto. Sì, ciao. Allora, linea. Sì. Linea un mi, linea lu. E mi Va region, va region. Aspetta, che ti aspetta, della un pochettino lu. Ciappa. Ciao Paolo. Una Giovanna. Sì. Una Giovanna, pesca una Giovanna. E mi là, niente. Della un pochettino, dai di nuovo. E lui, ciup. Ancora. Un cascudo. Eh. Qua testa quasi grossa che neanche a mia. Maria. Per te de poco qua a me testa. C'ho un L'era mostaccione grande così. allora. Vegni su sto cascudo, ciao. Ma signor mi qua... E mi stufo stare in piedi. E pensa a me allora qua. E mi stufo...
E mi stufo Ma stare in immaginati Tazimo! lì, qua, E dai, mi la storia. stufo stare in piedi, mi go sentare e go ligare la linea del mededon perché con dedon stronca. Quando che era picciningo go stroncare, guario sora osso, le sta grossa cosita, go ligare la linea del dedon. Ah, immagina. C'ho un pochettino sinto crucchete, un tirone. Sì. Dico Dio, L'ecco. adesso è il mio. Cioè, fa il primo. Cioè tira, impegnare la linea. Oh. La linea. Ma allora mi chiede se che la de notte, che Sì. se che il lampionetto. Sì. Piccare il feral. Dico chiede, ti tegni la linea Che mi va. che mi va con la linea e il lampione. E poi vedere se che abbiamo ciappato qualche pezzo. È andato. Cioè, e lui firmate la linea e mi te la linea sotto acqua così. E col lampione. Cioè vai, rivola via in fondo da punta della linea, pensa 12 kg e 700. Ma un giundiato. Pensate una bestia. Sì. I mostacci era più lunghi del vecchio sasso qua dote a Baino. Vecchio sasso. Sì, mostacciudo. Ciappa al pese. Sono andato con la linea, allora con amante della linea. E con l'altra. Per non perderla. Che l'altra il feral. Sì. Rivolaccio, briga che te briga col pese. Dico gente qua per portare fuori il pese, mi tocca mollare il feral. Molla il feral. Picca il feral te una Ma pianta vieni su fuori. e ciappa col pese. E chi deve mettere? Sì. Mettere la linea. Ciò che arrivo fuori, quasi Dio soffogarmi perché sotto acqua, né? Gente là fai 11 e mezza. E io ora col pese. Ecco, allora portavi il pese e petava il feral. Che stai lì. Stai là il feral, importante là per pese. De là 2 mesi chi mi convida di nuovo ad andare a pescare. Ma mi era becchi di chiamare gente per venire dentro. Ma vai, un'altra pescaria. Un'altra, allora andati già, andati. sempre con chi deve pescare per il tempo. Sì, ma Tasi, se non finisce mia. Allora, pau, di nuovo, linea, tutti Sì, e due. vedo un Lui, posto. impegnare ancora. No, ma allora non è possibile. Ma allora sondiamo. Ma allora senza feral? Sì, Se aveva perso il fatto feral. che allora? Dico, assieme amici, Vai scuro proprio. assieme amici. Nada come un pesce. Cioè vai, e guarda, che te guarda. Ho visto mia una lucettina là in fondo, cioè. Una Dico, luce c'ho malà. sotto acqua. Sì, c'ho. E vai, e nada che te nada, arrivo là. Catà al feral. Ancora intaccato. Ma signor, con una bampa cosita. Al feral con una bampa cosita. No, godita gente, guarda che miracolo. Che Venimo a miracolo. frottola dopo. Andiamo ai nostri patrocinatori. Vai là, Josiel. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida.
melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco, e qua chi fa polenta, Guarda, un buttador farina e uns misia, pescador de zondiade 12 kg 750 eti e che taglia rece de lebre qua mesura. E brai, guarda, stasera che abbiamo una polenta. Mario! Ali, ise brai là. Bom, a rede de postos Buffon, che é persone che anche loro venissero da Colônia, mi penso tanto bem de João, seu papá, da sua família, che abbiamo studiato insieme, persone che conosce l'agricoltura, che conosce il soffrimento, il patir, le struzie dell'agricoltura dei coloni e anche tanto dei caminhoneri, dei motoristi, di quelli che viaggiano, perché loro adesso io dirò lavorare con la rede Buffon, postos de combustíveis. Iniciou suas atividades na cidade de Encantado. Minha vera Rosélio, Struconasso a ti, Tutito Fradei, mas possui raízes no interior de Serafina aqui, mais precisamente no distrito de Silva Jardim. Foi lá que seus fundadores nasceram e trabalharam na agricultura por muitos anos. Portanto, a Buffon entende a importância que produzir o alimento é importante quanto tanto levá-lo à mesa e transportá-lo até o consumidor. Da mesma forma, o Buffon conhece muito bem o caminhoneiro, o motorista, pois abastece há mais de 30 anos quem transporta riquezas do nosso país, superando obstáculos dioturnamente. Então, neste dia 25 de julho que passou, foi domingo, a rede Buffon quer agradecer e parabenizar quem produz nosso alimento e o transporta. São homens e mulheres de coragem que se dedicam, com determinação, ajudando a garantir o desenvolvimento do nosso país. 25 de julho, dia do colono motorista, uma homenagem. Rede Buffon há 30 anos, abastecendo o lado bom da vida. E hoje, com mais de 2.000 colaboradores. Que bom saber disso, que bom que emprega tanta gente e está crescendo tanto. Parabéns a colono motorista, em nome da Rede Buffon. Ô Marco Marsaro, vem cá. Chi che canta insieme con noi allora? Buonasera. Roger Trevisan? Roger Trevisan. O Trevisan, dagli a Marinho lá che... A Fenimia Frotola che è commissaria. No, da minha tempo. No. Mas é a Gafenia, Luri? Será? Sì, a Gafenia, sì. Assim é. Eu vi um moço bonito numa rua principal. Por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir, fez ali um carnaval, resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal. Vamos lá? Não disse o moço daquele colono, agricultor que ali vai passando, admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropicando. Ele não veio aqui te pedir nada, são ferramentas que ele anda comprando. Ele é digno do nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando. Não toque flauta, não chame de grosso, pra te alimentar na roça está lutando. Eita!
Se o terno dele não está na moda, não é motivo pra dar gargalhada. Esse colono que ali vai passando é o brasileiro da mão calejada. Se o seu chapéu é da aba comprida, ele comprou e não te deve nada. É o roceiro que orgulha a pátria e colhe o fruto da terra lavrada. E se não fosse esse colono forte, tu ias ter que pegar na enxada. E se tivesse que pegar na enxada, queria ver-te, mocinho moderno, pegar no coice de um arado 9 e um machado pra cortar o cerno, e enfrentar 12 horas de sol no verão forte do subalterno, tirar o leite e arrancar mandioca no mês de junho e um forte do inverno. Tuas mãozinhas finas delicadas criava calo e dava o inferno. Tá bom ou não? Tá junto? Esse colono enfrenta tudo isso e muito mais, eu não disse a metade. E tá em cole com suor no rosto pra sustentar nós aqui da cidade. Não seu moço, mas esse colono vai estudar numa faculdade. Tira o DR, cheguem lá na roça, reparem lá quanta dificuldade. E faça algo por nossos colonos, que Deus lhe pague por tanta bondade. Nostro omenaggio ai coloni. Facciamo un campetto italiano. No, ridertoso di questo colono. Aspetta, vai. Fai un campetto italiano. Fai un campetto italiano. No ridertoso di questo colono, sei un contadino che va parlando, la rimira con sviluppamento, desconfia e va strabucando, l'udettino che oppure niente, se veramente che il va comprando, lui è degno del nostro rispetto, de sol a sol lui il va lavorando. No è giusto chiamarlo de grosso che partì magnar el va struziando. Buon Mario! T'ho visto? Che bestie! Devo fare un ringraziamento speciale ai nostri apoiatori, a Deal Net, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus, ração per tutte le bestie, Bota Super Leve Baspam, Polivalente Mercado da família Deitos de Santa Rosa, Vodka Raiska, Paludo, a Lojas Paludo, que tem uma peça 10%, duas peças 12%, três peças 15%, em peças selecionadas a todo mês de julho, e promoção para os Dias dos Pais. Compras acima de R$200 será sorteado na Paludo em cada loja. Acima de R$250 ganha cupom para concorrer a prêmios, ou seja, R$200 em vale compra nas 7 lojas. Bravecto trata, previne e controla, pool de carapate e de canhete, Pian Alimentação para Cangati e Pesse, rede de postos Bufo, de P90, 4 Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e modelo Penei de Bento Gonçalves, proprio Gossita. Ma Game ancora sonate, Sonate! Non ballare! Sì. Allora, Gavin fatto che valtri là il dojão? Proprio. Il dojão saria de Valdir Anzolim para homenagear i motorista. I scioferista. Scioferista. Ma certo chi Marco che Roger vuol fare un omenaggio a tutti i motoristi? Chi? La tenda do gringo de Alceu Mazetti e famiglia. Alceu Mazetti. De Barafunda. Barafunda, proprio. Faz um agradecimento especial ao colono motorista, filho de agricultor, Lu. Com anche a sua dona. Em 1994 abriu a tenda do gringo, Drillo Strada. Próprio Drillo Strada. Caminhoneiros e motoristas que ali passaram
e frequentaram e ainda frequentam a tenda do gringo. Quanti anni, vero? Ma lui con la sua simpatia, con la sua maniera sua di maniera essere, di attendere. lui aggrada a tutti e è capriccioso, non tem mangiare, non tem só prodotti di qualità che sei lá. Maravilha. Fizeram com que o tempo Alceu pudesse comprar terras, olha só, e retornar às origens, se tornando novamente colono. Opa! Agradecimento ao colono e motorista Alceu Mazetti e família. Cosita? Bem, cosita. E adesso andiamo a suonada? Andiamo a Já suonada. viu cantar El Dojinho Amarelão? Vai lá! Un giorno me go arrabbià, la messa pagò mollare che godito al me parón. Può essere che so sbagliare, sto con la mia metà e vuoi comprarmi un camion. E sono andato a Porta Alegre, ho comprato del zio Piero un Dojinho Amarelão. L'era tutto riformato, 3 volte io guardavo il avanti rivariamo su. L'era tutto riformato, 3 volte io guardavo il avanti rivariamo su. L'ho messo in officina con pinio di gasolina e che golpi un po' i penei. Sono andato a caricare formento, patate o a vento per avanzarmi qualche skate. Te la safra cargo miglio e la fiola de zampirio che la seso di Sarvei. La vorrei essere memorosa, mia mamma lavò una sposa per darghe bambini bei. La vorrei essere memorosa, mia mamma lavò una sposa per darghe bambini bei. Cargo fumo e anche amore, delle volte se occorre, me mi malai al dottore. Meno insieme mia sorella per parar la manivella quando non c'ha il motore. Sto d'oggi il la maniera che trancar la cremaliera, può essere che sia rotor. Il boie su per la riva, delle volte il mincativa, me fa fin cambiare il colore. Il boie su per la riva, delle volte il mincativa, me fa fin cambiare il colore. Un giorno per carità, una mudanza go cargà di un kende a staramento. So per la riva di Asanta go impirare in una pianta che l'è stato un spavento. Parsora di un sasson, go rotto tutto il casson, che go storto il catavento. Della paura chissà, le mudande go proa e do per le braghe cravento. Della paura chissà, le mudande go proa e do per le braghe cravento. Dopo di questo sporon, luego vende sto il dojon per finire di trebular. Coi soldi che go avanza, la colonia go comprare, le meglio andare a par. Così è stata la storia quando la gente si imbroia sol per la sappa molar. Le meglio cavar la terra che parar la manivela se il motore non vuol ciapar. Le meglio cavar la terra che parar la manivela se il motore non vuol ciapar.
senta che spettacolo ha. Maravilha. Marco Proprio Veio. bella che ha fatto, Ascolta, domenica Liga vi visto immagine, vero? Della live di Serafina, dei 61 anni, e sta fatto sorteio. Le está fatto, vai essere fatto dopo dalla live qua, vai essere fatto sorteio e i bete do del Facebook da prefeitura. Allora dopo della live, Sì. che sarà nel Face da prefeitura, i guadagnatori dei giusto. 3 kit che era un dizionario del italiano, vero maestro? E il libro che ti ha fatto la presentazione. Sì, il dizionario dell'italiano dell'usato e il libro Italiano per Cei Grandi, no? Grammatica e storia, che anche se sta fatto con pochi di Serafinense e con l'aiuto di Juvenal del Castello e compagnia limitata, no? Ecco. Dende che mi guarda? Quanta gente stasera E ha? anche del site. Que chi che non conosce ancora il site di Garma Rosca, che tanto conteúdo bellissimo rento lá, chi che non Opa! conhece, entra lá no site de Garma Rosca, você vai encontrar muita coisa, piada, poema lá dentro, então é importante É também importante registrar. divulgar o nosso filó, o nosso trabalho, para que mais pessoas saibam. Eu tenho certeza que muita gente, a hora que descobrir o nosso trabalho, do que a gente faz pela cultura, vai ficar muito feliz. Sim. Será uma terça-feira diferente. É toda terça-feira, 7h30. Divulgue. Exato. Ecco. Ma parlare allora di città, Campinas do Sul, Porto Alegre, Ceará, Chapecó, Guaraciaba, Brota, São Paulo, Palhoça, Santa Catarina, Quilombo, Shoppingzinho, Liberato Salzano, São Miguel do Iguaçu, Palmitos, Flores da Cunha, quiserem ir no lá, né? Sim. Vendre, Viamão, Massaranduba, Opa! Chapecó, São Domingos do Sul, Barracão, Renascença, Carlos Barbosa, Veranópolis, Toledo, Arroio do Meio, Presidente Getúlio, Erechim, Paraí, Charrua, Juquitiba, Marau, Benedito Novo, Guabiju, Santiago do Sul, Antônio Prado, Porto Alegre, União da Serra, temos estado de quarta lá, né? Mercury, Vista Alegre do Prata, Serafina Correia, Ponte Preta, Tucunduva, Camargo. E antes de continuar a citar, está para lá em Barra Funda. Sì. Ney Casonato. Gaudito che? L'ulga fatto una cavalgata là. Opa. E Gacatasu, telefamei di più di 800 kg di alimenti não perecíveis fatto Para aiutar persone. aiutar persone Olha lá, maravilha. a Barra Funda, né? Ô, casonato velho. Lula enfiada. Sim, Cima em cavalo, Palmeiras das Missões, Anca, Bento Gonçalves, Campinas do Sul, Cotiporã, Santo Antônio do 30 e descolto. Opa, assim é? Lì e anche Feliz, la ultima città che si ascolta. Allora, tante città, tanta gente che ha ascoltato stasera, che ha compartilhato, un ringraziamento a loro, né? Va bene, Marco. Grazie. Ben cosita, grazie. Noi ti vogliamo parlare un pochettino qua, Avanti. di finire, siamo di finire ormai. Ecco, maestro, parliamo solo Coloni. Parliamo. Solo quel che si Motorista non sappiamo mica parlare tanto, vero? Ma come Coloni, quanto era di parlare con i tosi della Intel, di una volta, di quanto lavorare e che il rendimento era sopravvivenza. Sì, era mia tanto rendimento. Sì. Perché aveva anche poca strustia, no? Sta gente, di saper fare le cose, perché tutti fanno cosita. Tela rossa, per esempio. Aveva anche tanta terra, i laurea tanto fa tante rosse, tutto a brasso, ma impiantato il miglio ciaro, impiantato i fasui ciari per venire su perché non era l'aurea di buttarghe, perché il venisse su come pidarente e fargene de pite in manco il spazio de posto, no? E anche aveva questo prodotto, aveva mia maniera giusta di armazenarlo, di metterlo via, infatti, i laurea de P per far manco. Te che ragione? E allora impiantea giusto sti agricoltori, coloni, impiantea de P quel che occorreva per mangiare a casa, mia vera. Allora non mancheva mai fasui, sucche, patate, chi lavori là. Ma vendeva basicamente una volta miglio, un poco di miglio. Soja, qualche porco, colpi un per di porchi. E anche ma ti che dito una cosa importante, istruzione, conoscimento, coi segà e ingegneri, e agronomi, segà veterinari, la Scarla e Mater, gli organi del governo che giuta, che insegna, mia vero? Che mostra come far per far meglio, per no? far meglio, per far rendere di più appunto, per quella che l'agricoltura ancora
dei settori che movimenta il paese, qua è il Brasile, se non è il più grande, vuol dire che è il più grande settore, numero uno, settore numero uno del Brasile, le cereali, vero, agricoltura, con la suinocultura, avicoltura, ecco, con le bestie bovine, con le vacche del latte e così, con i polastri, con i grani del fermento di soja, di miglio, cevada, di sì, fasui, di fasui, riso. riso. Con le macchine moderne che fa rendere, produzione. Ma una volta poca terra fanno muccia dei sacchi di prodotto, no? Una volta era tutto fatto a braccio, un'altra cosa che dopo tanto tempo era sapere, limpar, tirar via le erbe che non si piante venire pulito, no? Tutto qua sappa, tutto a braccio, il dire in cui fa tutto con la macchinetta, col veleno. Con i veleni, sì. Con la macchinetta, modo di dirne, passa via con i trattori, con le macchine grandi, anche con l'avione che passa da quel che occorre. E non occorre più fare quel che si fa con la sappa, con il roncon, con l'arado e i boi, arrar su tutta la terra, muoverla tutta per impiantare. È il giorno in cui non si fa più quel, no? Si impianta via senza ravaltare sulla terra sempre, o in qualche volta per adubarla su, no? Adubo non era, perché che tanta gente, tanti del nostro stato qua, sono andati fuori anche, perché? Perché quando non era terra, no, perché in cerca di terre nuove. Terre nuove, terre buone. Dove che era amato, tagliarlo, dove impiantare perché a terra buona, che non occorreva buttare niente, erano dove che non era amato. E loro in idea distante, in idea di un stato per l'altro, in idea anche fin fuori del paese, in cerca di quelle terre per impiantare, per non interessare se era monte, se era sassi, importante era catar terra che avesse amato. E con le bestie, tutto a mano, quante struzzi, quanto lavorare, dia e notte. Le donne, più che sia, ma se fosse parlare delle donne, che lavorano in colonia, che aveva i fiori, che feia da mangiare, che andiamo delle galline, che andiamo dell'orto, che taglia a pasto, che le site, e delle vacche. Che aveva una muccia di fiori. Sì, sì, e tanti. Che non era come il dire in cui, che era pochi, che noi parliamo. Fosse il giorno in cui 10-15 di sdotto fioi come una volta, Dio. con le maniere che era che in cui anche di operare fra il dito, una volta non era come il dire in cui si metteva su un strasso, toccava a lavarlo dopo o anche lo metteva insieme a cerca a asciugarsi e dopo ancora, perché non era come fare come che si fa il dire in cui lavare fuori tutto, seitar truccare, perché non era cose, era così, era poche anche. E anche che tanta gente che pensa la maniera più giusta che è meglio comprare do che fa, che te guasti manco, resta più in conto. Va bene maestro, che sarebbe tanto, vero? Da parlare sopra la colonia degli stiani che sarebbe tante cose. Ecco, no? Perché noi anche avevamo visto, mi e ti, tante cose parliamo perché sapevamo che avevamo mia fatte, vero? Ma le avevamo ascoltate. Ecco, ascoltati i nostri pari, i nostri nonni. Ecco, volevamo ringraziare qua la Intel, Automações, apoio do Dia do Colono Motorista, suinocultor, a José Alcensi, nosso técnico, alla Gisa, alla Fernanda Casequà, della Secretaria di Cultura, che devo fare il cantigio in ottobre. Opa! Qua a Serafina Correa, mi ho annunciato, adesso bisogna correre drio, no? E l'anno che viene fa una cantoria italiana. Femo! Grazie a Marinho che ha smesso la sua ponente, che ha abbandonata, che sa a Roger qua, che smissa, Marinho ha dato qua carne e banda là, ecco. Beto e Cabello, assistenti pessoali, lì. Grazie anche a te maestro, un strucon alla Dilnet, a Migi Plus, a Stivai Baspan, a Polivalente Supermercado de Santa Rosa, Vodi Carrasca, Paludo, Rede de Lodge, Paludo che ha promozione fino a finale del mese di giugno e adesso per il giorno di Pupà, anche che c'è promozione. Abbiamo Rede de Postos Buffon, Rede Buffon de Postos, ma che posto, se che dice, che bel posto, A Pian Alimento, da Son Parcangati e Pessi, a Bravecto e anche a Modelo Penei de Bento Gonçalves da famiglia Cecon. Va bene? Assieme per finire na sonada con Marco Marsaro, Bortolini e Valdir Bianchetti, Marina Campanera. Allora a tutti quanti un strucconasso! Ciao, salute, stiamo bene fin settimana che viene!
A mattina buon'ora son là per ascoltare le campanelle. Giammai in lungo alla vita le ho sentiste suonar così belle. A mattina buon'ora son là per ascoltare le campanelle. Giammai in lungo alla vita le ho sentiste suonar così belle. Coi recini d'argento e cavei fatti a dressa. Buon'ora Marina suonava di messa. Coi recini d'argento e cavei fatti a dressa. Buon'ora Marina suonava de messa. Tirele ben Marina campanera, tira le corde che già sponta il din. Quel din din don fa tremare la terra, tremare il cor, me lo sento anche a me. Tirele ben Marina campanera, tira le corde che già sponta il dì. Quel din din don fa tremare la terra, tremare il cor, me lo sento anche a me. A mattina buon'ora son là per ascoltare le campanelle. Giammai in lungo alla vita le ho sentiste suonar così belle. A mattina buon'ora son là per ascoltare le campanelle. Giammai in lungo alla vita le ho sentiste suonar così bene. Nell'abito bianco in chiesa sorgia, più bianco è il suo cuore che quel che vestia. Nell'abito bianco in chiesa sorgia, più bianco è il suo cuore che quel che vestia. Tirele ben Marina campanera, tira le corde che già sponta il din. Quel din din don fa tremare la terra, tremare il cor, me lo sento anche a me. Tirele ben Marina campanera, tira le corde che già sponta il din. Quel din din don fa tremare la terra, tremare il cor, me lo sento anche a me. Suona il campanin, suona il campanin, suona il campanon, ding dong, ding. Suona il campanin, suona il campanin, suona il campanon, ding dong, ding dong. Suona il campanin, suona il campanin, suona il campanon, ding dong, 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 ding dong. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Na minha vez? Não é! Me dá! Não! Na minha vez! Não é nada! Não é! Para!
caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.